Il rito dell'incontro di Pasqua è stato istituito recentemente per volontà dei compianti Don Mimì Di Naro, ex parroco di San Diego, e Giuseppe Mattioli Nicosia, ex presidente del Comitato Venerdì Santo e Pasqua di Resurrezione. Dopo la celebrazione eucaristica serale, i simulacri di Maria, avvolta da un velo nero, della Maddalena e di San Giovanni, preceduti dalla banda musicale, vengono tenuti a spalla all'incrocio tra Viale Regina Margherita e via Cattaneo. Risorto, portato a spalla fuori dalla chiesa di San Diego, raggiunge i simulacri. La banda, che poco prima ha eseguito delle marce funebri, muta improvvisamente registro, eseguendo brani gioiosi. Per primi la Maddalena e San Giovanni incontrano e salutano Gesù risorto. Corrono poi da Maria per darle il lieto annunzio. L'incontro con la madre avviene per ben 3 volte e ogni volta viene concluso da una corsa di Gesù risorto nella direzione della chiesa di San Diego, portato a spalla dai giovani del comitato.
ultimo atto, Maria si spoglia del suo velo nero e rimane accanto al figlio. I fuochi d'artificio in piazza Dante concludono il gioioso evento.